Benvenuti, bentrovati, è il nostro consueto appuntamento del lunedì, l'appuntamento giornaliero che dal lunedì al venerdì vi accompagna parlando di sport attraverso la vostra e nostra web tv, ovvero venetoglobe.com. Vi ricordo anche il nostro canale streaming che è conglobato nella casa madre appunto Veneto Globe, ovvero streamingsport.it che manda in onda tutti gli avvenimenti sportivi che registriamo e che prepariamo per voi. Per quanto riguarda invece la TV normale, digitale terrestre per così dire, canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, rispondenti a Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia. Vi ricordo ogni sera intorno alle 19:40, in seconda serata il secondo appuntamento, il terzo infine nella mattinata del giorno dopo. Parliamo subito di calcio per aprire, perché ci sono state due sorprese molto interessanti nella giornata del campionato di Serie A che si è conclusa. La prima è la sconfitta della Juventus a Verona per 2-1 che riapre le porte del campionato, riapre soprattutto all'Inter che rimonta, che vince contro il Milan dopo essere andato sotto per 2-0. Pari punti quindi in testa Juve ed Inter. Insegue la Lazio che vince ancora con il Parma, un'Atalanta sempre vittoriosa che batte la Fiorentina e poi il Bologna che vince a Roma all'Olimpico contro la Roma. Intanto cambia anche il tecnico in casa Spal. Dopo 5 anni di onorato lavoro, per così dire, di buoni successi, se ne va Semplici ed arriva Di Biagio, l'ex tecnico, lo ricorderete, dell'Under 21. Perde ancora la nazionale di rugby italiana, siamo nel maschile che viene sconfitta dalla Francia per 35-22. È comunque, almeno sembra, un'Italia più brillante del solito con il nuovo coach Smith che sembra dare qualcosina in più, qualcosina di nuovo al gruppo. Il 22 febbraio intanto all'Olimpico di Roma, lo ricordiamo, ci sarà Italia-Scozia. Nel femminile, nelle 6 nazioni appunto al femminile di rugby, perde l'Italia contro la Francia dopo aver vinto una settimana fa contro il Galles, perde contro la Francia a Limoges per 45-10. Il 23 si giocherà Italia-Scozia. Nello sci, attenzione perché Sofia Goggia purtroppo ha fatto crack, domenica nera per la bergamasca che è caduta nel Super G di Garmisch. Per lei frattura del braccio e stagione forse definitivamente finita. La gara in questione ha visto poi la Brignone ad un ottimo quinto posto di classifica. Nell'Intercontinentale di basket a Tenerife la Virtus Bologna ha perduto 80-72 contro i padroni di casa. Nella 22esima giornata invece di Serie A1 Milano vince contro Cremona 77-74, Trento batte Cantù 79-71 e l'Umana Reyer Venezia batte la TVB Treviso De Longhi per 79-73. Per questa partita abbiamo il contributo di coach Menetti subito dopo la gara. Prego, coach, un commento sul match. Beh, innanzitutto io mando complimenti alla Reyer, ne ero convinto prima della partita, ne sono convinto adesso che sia una squadra e ce ne siamo accorti oggi che nel nostro campionato soprattutto abbia questa profondità, questo talento e soprattutto quando trova motivazioni come è riuscito a trovare oggi in questo derby sia una squadra che dia fastidio a tutti. Allo stesso tempo da un lato c'è un po' di frustrazione, ma dall'altra parte io e i miei ragazzi ho veramente poco da dire. Hanno giocato una partita diligente, con grande impegno, anche con grande ardore agonistico. C'è mancato qualcosa che probabilmente è anche dovuto più al talento e quel gap di esperienza e soprattutto di lunghezza e anche della capacità di giocare determinati finali ad altissimo livello come alla Reyer. Però io dei miei ho poco da dire, ecco, c'è solo la frustrazione perché oggi vedendo le due squadre in campo oggettivamente noi abbiamo espresso un'altra ottima partita e soprattutto è evidente che il fatto di essere in questa posizione di classifica, se uno guarda
come esattamente si sono affrontate le due squadre oggettivamente non rispecchia quello che poi facciamo in campo, però noi in trasferta purtroppo facciamo fatica a chiudere un grande colpaccio con una grande, però insomma sono sereno, ecco, nel senso che i ragazzi hanno dato tutto e abbiamo cercato di fare tutto per vincere questa partita qui, quindi sono ottimista anche per il nostro futuro, adesso qualche giorno di riposo e poi ci dobbiamo rituffare nei prossimi 2 mesi che saranno decisivi per la nostra salvezza. Questo era Menetti dopo la sconfitta della sua squadra in quel del Tagliercio appunto di Venezia, però una buona prestazione come avete sentito. L'altro risultato che ci mancava per quanto riguarda Venete e Friulane è quello di Trieste che ha perduto a Brescia per 76-74 e da giovedì arriva la Final 8 di Coppa Italia sempre per quanto riguarda il basket maschile che vedrà di fronte Milano-Cremona, Virtus Bologna-Venezia, Sassari-Brindisi e Brescia-Fortitudo-Bologna. Nel campionato femminile invece di volley di A1, la 20ª giornata iniziata con l'anticipo salvezza tra Filottrano e Perugia è stata vinta da Filottrano per 3-2. La capolista Conegliano Limoco batte Caserta 3-0, ultima della classe. Sentiamo il tecnico Santarelli. Il pubblico che ha tifato Caserta, che è insomma un inedito. Forse dobbiamo parlare di quelli oggi perché del discorso sportivo in sé per sé oggi c'è poco di cui parlare. Credo che non ci sia, questa è forse una delle pagine più tristi della mia brevissima carriera da allenatore, forse la vittoria meno sentita e meno bella della mia brevissima carriera. Sì, è un momento molto triste perché, non lo so, Caserta, come dicevo all'inizio, sta vivendo un sacco di vicissitudini in questa stagione, tutti sperano che qualcosa possa cambiare, sembra che le cose non stiano cambiando, ci auguriamo che dopo questa sfida qualcosa possa succedere, ho parlato anche con il loro staff, loro sono per certi aspetti fiduciosi che qualcosa possa risollevarsi, l'applauso dei tifosi come tu mi hai chiesto credo che sia stato spontaneo perché vedere le ragazze così in difficoltà in mezzo al campo cercando di fare il meglio possibile a casa nostra non era assolutamente semplice, quindi oggi è un momento, ripeto, molto triste per uno sport così bello come la pallavolo, una pagina proprio triste. E ha fatto bene Santarelli a non parlare proprio del motivo tecnico. Pensate che in Caserta 3 delle titolari erano ragazze che partecipano al campionato di Serie C1, quindi poca cosa sicuramente, comunque bravi e soprattutto bravi i tifosi di Conegliano che ad un certo punto sono andati nel settore riservato a quelli di Caserta e hanno fatto il tifo per Caserta. Complimenti ancora una volta al pubblico trevigiano. La sorpresa anche in questo campionato perché cade ancora Novara, questa volta per mano di Busto che vince 3-0. Mercoledì, lo ricordiamo, ci sarà un turno infrasettimanale. Nella pallavolo maschile Modena batte Milano 3-0, Padova che perde in casa dal Trentino per 3-2, Civitanova batte Ravenna 3-0 e Verona batte Vibo Valencia 3-0. La TVB ancora perché il giocatore Tessitori, lo ricordiamo, è tra i 16 scelti dal commissario tecnico Sacchetti della Nazionale per le 2 partite di qualificazione ad Eurobasket 2021 che l'Italia giocherà contro la Russia il prossimo 20 febbraio a Napoli e Estonia il 23 febbraio a Tallinn. Questo per quanto riguarda Tessitori, in bocca al lupo alla sua avventura nuovamente in nazionale. Nella A3 di pallavolo, ritorniamo alla pallavolo maschile per il Motta di Livenza, c'è stato lo scontro contro il Portoviro, c'era in panca il nuovo tecnico che aveva sostituito Barbon, ovvero Lorizio, però è arrivata la sconfitta 3-0 per quanto riguarda la pallavolo Motta di Livenza. In Serie B femminile, sempre per la pallavolo femminile appunto come dicevo, tutti attendevano a Castelfranco Veneto di veder scendere in campo Francesca Cischi-Marcon, ex giocatrice di Conegliano, ex giocatrice di Bergamo, di Busto Arsizio e di altre formazioni in giro per l'Italia e non solo, invece è rimasta in panca per tutta la gara con una relativa vittoria comunque del Duetti Giorgione, la sua squadra, per 3-0 sul Nardi Mantovana. Andiamo a Conegliano dove invece continua a stupire in positivo lo Spes Team Conegliano che ritorna in campionato e affronta in casa la Zoppa Sarena il San Domenico Savio rifilandogli un secco 3-0. Coneglianesi sempre in vetta.
Per il rugby adesso i Leoni del Benetton si stanno concentrando soltanto sul Pro 14 dopo i rinnovi di alcuni giocatori. C'è stato anche l'annuncio del primo acquisto che è Braley, mediano di Mischia, nazionale italiano tra l'altro, quest'anno al Gloucester, nel 2015 ha vinto la Challenge Cup. Per confermarvi che si sta pensando alla ripresa della Pro 14, ecco il tecnico Marco Bortolami. In particolare stiamo anticipando molto lavoro organizzativo della solita settimana, per cui ci stiamo dando un po' più di tempo. È utile perché ci sono un po' di ragazzi a rientro da qualche infortunio di lungo periodo, per cui hanno bisogno magari di avere un po' più di chiarezza. Abbiamo qualche permit che sarà con noi, per cui è tutto tempo che stiamo sfruttando nel migliore dei modi. Ecco, lei ha anticipato, c'è un po' di diversità in questo periodo, potete lavorare in una determinata maniera, magari diversa da come avete fatto? Sì, abbiamo comunque qualche acciaccato dagli ultimi 2 impegni di Champions Cup, che sono state 2 partite molto fisiche. Speravamo di mettere del lavoro fisico sulle gambe, cosa che la settimana scorsa non siamo riusciti, ma questa dovremmo riuscire a fare. Sarà importante perché ci aspettano 3 partite non solo importanti ma estremamente fisiche e dovremmo essere pronti. L'ho chiesto già ai giocatori, 2 settimane positive quindi, perché non ci sono partite, oppure no? Loro hanno detto di sì, quindi positive, vogliono lavorare. Assolutamente sì, no, il loro impegno è sempre ai massimi livelli. Abbiamo semplificato un po' anche le nostre strutture di gioco per permettere loro di essere efficaci al 100%, e avevamo già programmato questo periodo un po' di revisione anche del nostro gioco, di aggiustare un po' il tiro, per cui credo che siano 2 settimane importantissime per noi. Mancano anche i nazionali, quindi vi siete ritrovati un po' a fare quello che avevate fatto all'inizio preparazione? Ah sì, è un po' simile, abbiamo meno giocatori, ma questo ci consente di concentrarci di più sugli individui. I giocatori sono più presenti sul campo, hanno più spazio e devono prendere questa responsabilità. Abbiamo avuto la fortuna la settimana scorsa di allenarci con Padova, questa con Rovigo, sono momenti importantissimi per noi e per loro, proprio perché abbiamo pochi numeri, riusciamo a mettere in campo una formazione contro un'altra squadra completa, e questo ti può dare un aiuto sui meccanismi di tutta la squadra. Quindi ai Dragons ci pensiamo tra una settimana? Ci stiamo già pensando, ma ci penseremo di più la settimana prossima, ma ci stiamo già pensando. E questa è la settimana che porta i Dragons, partenza per Benetton venerdì. Andiamo a parlare nuovamente di calcio, la Serie B con il clou che è stato Perugia Spezia, finito 3-0 per la Spezia, poi a Cittadella la sconfitta del Cittadella per colpa, diciamo così, dell'Empoli per 2-1, il Pordenone pareggia in casa la Dacia Arena di Udine per 2-2, il Venezia perde in casa con il Frosinone per 1-0, Pisa e Chievo pareggiano invece per 1-1. Serie C con il Vicenza che è a 57 punti al comando, Arzignano Triestina è finita 2-2, Cesena Padova 1-1, quasi tutti i pareggi per le Venete e le Friulane, Virtus Verona Imolese 0-0 e Vispesaro Lanos Vicenza per l'appunto 1-1. In Serie D in testa c'è sempre il Campodarsego di Antonio Andreucci con 54 punti, segue il Legnago a 48, l'Ambrosiana a 45, il Montebelluna in casa contro il Mestre di Zecchin perde per 2-0. Il prossimo turno per la formazione di Lele Pasa sarà a Villafranca. In eccellenza il Giorgione torna a farsi vedere nelle zone alte della classifica, in casa vince contro il Montecchio che era secondo in classifica, vince per 2-1 e si rilancia al 4° posto. Nel girone B, sempre dell'eccellenza, questi risultati: Istrana Porto Mansuè 0-0, a Motta di Livenza Calvinoale batte Liventina 1-0, Montello batte Robeganese 2-1, Martellago Portogruaro è finita 4-2 per il Portogruaro, San Giorgio Sedico batte 2-1 l'Union QDP, San Donà di Piave batte Eclisse Carini Pievegina 3-2, a Spinea passa il Lia Piave di Mauro Tossani per 3-2 e a Vittorio Veneto pareggio 1-1 dopo che l'Union Pro era andato in vantaggio, ci pensa Agostini a pareggiare i conti. In promozione, in girone D, l'Opitergina in testa con 52 punti, un campionato molto bello il suo. In casa, vittoria con il Trevaseleghe per 2-1. Poi ci sono stati gli altri risultati: Fontanelle Conegliano 1-1 e a Godega il Treviso vince per 2-0 facendo arrabbiare anche Bruno Gava, il tecnico del Godega, che adesso andrà in cerca di punti importanti.
Passiamo per concludere al basket ricordandovi che in Serie A2 femminile il Ponzano, dopo la sconfitta con le Lupe di San Martino di Lupari nell'anticipo, ha riposato, ha dato un'occhiata ai risultati delle pretendenti, o diciamo così di quelle che corrono con loro per i play-out. Per quanto riguarda invece la Serie B maschile, la Ruker Sanve a Cremona stupisce ancora, vince dopo un tempo supplementare con un super Durante che trascina alla vittoria gli uomini di Mian. La prossima partita interna vedrà la Ruker Sanve ospitare la Soresina, che è l'ultima della classe, e tutto ciò avverrà al Palasystem di San Venemiano. È tutto, ci fermiamo qui, ci risentiamo domani naturalmente per altri avvenimenti, per altri risultati, per altri appuntamenti sportivi. A tutti voi, buona giornata.